Allora, benvenuti a tutti, benvenuti soprattutto a Stefano, che è già stato nostro ospite, e a Samir David, che è per la prima volta nostro ospite a Udine. Siamo molto contenti. Concludiamo il nostro ciclo di conferenze con una serata di nuovo dedicata a Thomas Bernhard. Abbiamo già iniziato nel nostro anno, grazie al contributo di Stefano, Apostole. Abbiamo iniziato con la prosa e concludiamo con la lirica, e quindi questa sera sarà dedicata alla lirica del giovane Thomas Bernhard. Abbiamo insomma due grandi esperti che ce ne parleranno. Ovviamente Stefano Apostolo oramai lo conoscete perché è diventato già di casa a Udine, ha scritto il suo dottorato su questo romanzo inedito di cui abbiamo sentito tanto parlare, insomma, in modo anche approfondito durante il suo intervento, Schwarzer Sandweit, e però Stefano Apostolo ha lavorato molto anche sulla lirica di Thomas Bernhard, grazie anche alla collaborazione con Samir Tavit, che in realtà diciamo è un artista un poliedrico, bisogna dire, perché non è soltanto traduttore della poesia e studioso della poesia di Bernhard, saggista, si è occupato, cito anche appunto Thomas Bernhard, l'invocazione a Dio, e Thomas Bernhard e Robert Italien, uscito nel 2017, traduttore per l'editore Crocetti, che sappiamo è un editore molto attento alla poesia, con cui ha pubblicato e tradotto Sotto il ferro della luna nel 2015, uscito in edizione riveduta nel 2020, ma oggi ci parleranno insieme, credo soprattutto della raccolta, questa, e poi volevo far vedere anche sì, entrambi magari i volumi, anche se poi insomma ce ne parleranno, e volevo far vedere anche il tuo lavoro, in realtà, che non ha bisogno di presentazioni, proprio questo saggio appunto sulla poesia di Thomas Bernhard, dedicato a insomma questo genere poco conosciuto forse in rapporto a Thomas Bernhard, che tanto è noto e amato in Italia. Quindi ora io mi dileguo, come si dice, partecipo insomma da pubblico, che è il ruolo che preferisco in questo momento, e lascio a voi la parola. Intanto vi ringrazio di essere questa sera. Buonasera a tutti. Parlo volentieri al plurale perché direi che siamo entrambi molto felici di essere qui questa sera insieme in due, quindi siamo anche molto grati ai docenti che hanno organizzato questa serata conclusiva di questa rassegna sulla letteratura austriaca, quindi la professoressa Polledri, la professoressa Curi, la professoressa Ciani e il professor Costagli. E ecco, sì, siamo quindi felici di poter partecipare ancora, questa volta con la lirica, dopo la prosa a dicembre, prima di Natale, dopo l'incontro qualche settimana fa con Alice Cardoncini sul teatro, sul dramma di Thomas Bernhard e della sua traducibilità. Finiamo quindi con la lirica. Penso, se posso dirlo così, che non ci sia nessun'altra università in Italia al momento o negli ultimi anni che ha dedicato in relativamente così poco tempo così tanti incontri all'opera di Thomas Bernhard, quasi una sorta di seminario permanente sulla sua opera, ma noi ne siamo felici, quindi da questo punto assolutamente. E ecco, iniziamo quindi con la lirica, questa fase della produzione dell'autore che è circoscritta, come abbiamo visto anche, se vi ricordate, nello scorso dicembre, prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, agli anni giovanili, no? Quindi abbiamo detto tra la primissima giovinezza e poi fino al 61-62. Ed è una fase che, come dire, nonostante è stato scritto molto negli ultimi decenni, soprattutto in ambito scientifico, è ancora relativamente poco conosciuta. Quando si parla di Thomas Bernhard si pensa soprattutto ai drammi, si pensa soprattutto alla prosa. La lirica, ecco, tra il pubblico lettore non è ancora veramente molto nota, non è molto nota anche perché non è stata molto divulgata, nonostante comunque già nel 1990 è stato tradotto il primo ciclo, no? da
da Anna Maria Carpi a Virgilio, come vedremo tra poco. Eppure, parlo magari più vicino. Non è acceso. Non è acceso? Urca. Ah, ecco, adesso si sente acceso. Grazie mille, grazie. Ecco, eppure è proprio nella lirica che risiedono le radici di quella che è la produzione. Nella lirica che vediamo che prende forma già poco alla volta tutto il cosmo, tutta la poetica di Thomas Bernhard, anche lo stile, no? Che poi sarebbe diventato famoso con Frost, da Gelo in poi, dove vediamo, come appunto ha detto Wendelin Schmidt-Tengler, per la prima volta abbiamo un quadro della natura radicalmente negativo che rompe con tutti i canoni precedenti. Ma questa inversione di rotta per quanto riguarda la rappresentazione della natura l'abbiamo già nella lirica, e qui appunto vorrei citare un passo di Samir Tabet della sua raccolta di saggi di cui ci parlerà dopo, che secondo me supporta molto bene la tesi di Schmidt-Tengler e anzi la amplia già alla produzione lirica. Samir scrive: la natura in Bernhard è ricettacolo nella sua poesia di brandelli di umanità impotente. La campagna non è l'idillio lontano dalla tempesta della storia, bensì il contenitore dell'angoscia di vivere. L'esistenza è uno spino maligno che ferisce la carne, un vento sinistro che agita la valle, un inverno che copre la brace della vita, un ruscello sbigottito che pronuncia i suoi detti nefasti. E questo lo vedremo tra poco quando leggeremo insieme alcune poesie. Adesso, giusto per fare un quadro, no? Questo ve l'avevo presentato molto velocemente la volta scorsa. Cosa abbiamo? Oltre alla produzione proprio giovanile, cioè quando Thomas Bernhard era proprio un ragazzino, ci sono nell'ascito ancora delle bozze, dei manoscritti che sono stati poi valutati dal nonno con dei voti tipo gut, sehr gut, erano proprio degli esercizi, no? delle cosiddette Fingerübungen, dove l'autore poco alla volta si avvicinava alla scrittura. Ecco che poco alla volta arriviamo al 1957, abbiamo il primo ciclo, che è Auf der Erde und in der Hölle, di cui parleremo più ampiamente dopo, uscito presso questa casa editrice Otto Müller, che esiste ancora oggi, che è una casa editrice di ispirazione cristiano-cattolica, quindi dà molto spazio anche alla spiritualità, alla religiosità. E qui Thomas Bernhard ha pubblicato il suo primo libro. Otto Müller poi è un editore che ha avuto anche dei problemi con il nazionalsocialismo, non ha potuto svolgere praticamente quasi dal 38 fino alla fine della guerra il proprio lavoro, ha dovuto cedere per una cifra irrisoria la sua casa editrice, poi ha ripreso, ecco, nel secondo dopoguerra, e qui tra gli autori che ha pubblicato abbiamo anche Thomas Bernhard, però il suo più grande successo è Don Camillo e Peppone, che è uscito in traduzione proprio presso Otto Müller. Dopodiché abbiamo Unter dem Eisen des Mondes, quindi vediamo un po' il contrasto tra Thomas Bernhard e Guareschi. Unter dem Eisen des Mondes, pochissimi mesi dopo, inizio del 58, presso la tedesca Kiepenheuer und Witsch, In Hora Mortis, più o meno contemporaneamente, nuovamente da Otto Müller, sempre nel 58. Dopodiché degni di nota sono lo Psalm, che è uscito come Privatdruck, quindi come edizione autofinanziata, possiamo dire, e di Irren die Häftlinge, pubblicato nella medesima maniera. Ecco, e poi ripresa abbiamo Ave Vergil all'inizio degli anni '80, che questo non è altro che la ripresa, no? Tirar fuori dal cassetto delle poesie che erano state scritte in questa fase tra gli ultimi anni 50 e i primissimi anni 60, e ecco che sono poi state date alle stampe proprio presso Suhrkamp, quindi quando Thomas Bernhard era già affermato e poteva permettersi di pubblicare presso una casa così prestigiosa le proprie poesie. Dopodiché abbiamo anche Frost, questa raccolta omonima, che si chiama come il romanzo dell'esordio, che è rimasta inedita per molti anni ed è stata pubblicata poi da Suhrkamp nel 2015, e poi ci sono tantissime poesie inedite mai pubblicate. Qua giusto due titoli di raccolte che citi anche tu nel tuo libro, che sono Zaunpfähle e Dichtungen, due opere, due raccolte, due cicli che l'autore aveva cercato di pubblicare presso la casa editrice S. Fischer, dove avrebbe voluto pubblicare anche altre opere, ma poi è andato tutto a carte 48. Ecco, questo giusto per dire
dare un po' il quadro. Come vedete, qui abbiamo segnato anche le traduzioni in italiano. La lirica di Thomas Piana in italiano è praticamente quasi completamente tradotta, a parte gli inediti abbiamo tutto. La cosa curiosa, però questo ha a che fare anche con il fatto che il primo volume ad essere tradotto in italiano nel 91 è Ave Virgilio, ecco, però per mano di Anna Maria Carpi, in realtà è l'ultimo ad essere uscito, e quello che abbiamo tradotto noi a quattro mani, che è stato il primo, in realtà è l'ultimo ad essere uscito in italiano. Non so se mi sono spiegato, è un po' una struttura chiastica che si è venuta a creare. Però ecco, ciò ha anche a che fare con il fatto che magari all'inizio degli anni 90 non si aveva ancora contezza di quella che era veramente la produzione lirica completa di Thomas Piana, non sapeva ancora esattamente quanto aveva veramente prodotto in versi. Adesso lo sappiamo e chissà mai che, questa è anche una tua idea, non sia possibile un giorno magari fare un'opera completa, mettere d'accordo tutti gli editori e raccogliere in un unico volume, come in tedesco per Suhrkamp, anche in italiano, tutte le poesie tradotte. Vedremo se sarà possibile. Ultimissima cosa che ecco, volevo evidenziare: esiste ancora oggi questa rivista che è uscita per la prima volta nel 1940, che si chiama Stillere Heimat, per il cosiddetto Kulturamt della città di Linz, quindi un po' come l'assessorato alla cultura di Linz. Dal 1970 ha cambiato nome, si chiama Facetten, e qui, ecco, la cosa curiosa, hanno pubblicato circa 600 autori dal 40 fino a oggi, delle tendenze più disparate, no? Nel 1940 siamo in un determinato contesto politico, storico, quindi ci sono anche autori che sono stati concretamente nazionalsocialisti, che hanno pubblicato, ci sono autori, ad esempio poi anche come Franz Tumla, come Leanet Holenia, che hanno dato, hanno messo a disposizione alcune loro poesie, e poi nel secondo dopoguerra autori come Thomas Bernhard, come Ilse Eichinger, di cui ha parlato Matteo Iacovella alcune settimane fa. Ecco, anche a questa rivista, a questo progetto editoriale, ha partecipato Thomas Bernhard con, diciamo, ha partecipato 5 volte a 5 volumi che uscivano con cadenza annuale, e se notiamo qua è curioso vedere che c'è un buco proprio tra il 57 e il 61. Se vi ricordate, quelli ne abbiamo parlato la volta scorsa a dicembre, sono proprio gli anni che Thomas Bernhard aveva passato al Tonhof in Carinzia, quindi gli anni in cui aveva cercato di staccarsi un po' dalla poesia dopo il 57 e il 58, fare esperimenti con la prosa, con il teatro. Poi c'è stato questo grande screzio con Lampersberg, e in questa fase tra il 61 e il 62, prima di Frost, arriviamo ancora nuovamente a dei piccoli tentativi di poesia che poi vengono completamente messi da parte con la pubblicazione di Frost, di Gelo. E ora arriviamo a questo primo testo. Questa è la copertina della prima edizione, no, di Auf der Erde und in der Hölle del 1957. Magari non si capisce tanto dalle foto, le ho prese da internet perché non sono in possesso purtroppo della prima edizione, l'ho avuta in mano e posso comunque dirvi che si tratta di una copertina fatta in finta pelle, no? Quindi plastica, all'interno abbiamo carta all'interno della copertina, e è, come dire, un formato che ricorda molto, se noi teniamo anche a mente il fatto che la casa editrice Otto Müller è una casa editrice di ispirazione cattolica, è un formato che ricorda molto anche i breviari e i libri per canti liturgici degli anni 60-70 in Italia, ma anche in Austria, anche da voi in Alto Adige, il Gotteslob fino a alcuni anni fa era ancora praticamente con lo stesso tipo di copertina. Ecco, questo è il formato di cui vi parlavo poco fa, e ecco, qui si vede quasi una sorta di tentativo di rendere evidente anche dal punto di vista della materialità, proprio della concretezza di questo prodotto, quella che è la dimensione spirituale in cui si muovono queste liriche che leggeremo tra poco. Ed è una spiritualità che prende le sue mosse certamente dal cristianesimo, ma viene poi rielaborata, no? Quindi non sono veri e propri salmi, quelli che leggeremo, salmi biblici, non sono delle vere e proprie litanie, ma sono comunque spinti da una stessa tensione mistica, spirituale, rielaborata però da quella che è l'esperienza diretta di Thomas Bernhard, il suo atteggiamento appunto nei confronti della realtà
del mondo, della vita e della storia. Ecco, questo è il primo testo che vi presentiamo, questa è la copertina, e abbiamo tradotto in alcuni mesi, iniziando nell'estate del 2019, lavorando prima da soli, poi con alcuni giorni in clausura a casa di Samir a Prunico, poi tanto lavoro a distanza ancora, sempre confrontandoci per capire magari come risolvere alcune parole che erano un po' critiche. Io mi ricordo ad esempio questo Vergängnis, questo Vergängnis che ci ha impegnato così tanto, perché di solito, come dire, uno penserebbe a una parola come Vergänglichkeit, però Vergängnis irrita e al tempo stesso magari rimanda a un termine come Verhängnis, che in un determinato contesto effettivamente dà una sfumatura ulteriore. Esatto, abbiamo una piccola selezione che leggiamo e poi ecco, ci soffermiamo magari su alcuni punti che possono essere interessanti. Dunque, iniziamo con 2 salmi. Salmo 1. Ich will zornig sein. Ich will alles vergessen. Ich will das Maul der Fische vergessen. Denn das Maul der Fische ist finster. Ich will meinen Kampf beten, den großen Kampf um meine Seele. Denn ich bin arm. In der Nacht bin ich bettelarm. Alle haben mich vergessen, aber ich sehe den Tisch und den Wein, den ich trinken werde. Es ist der Wein Gottes, der schwarze Wein für mein rotes Hirn, den ich trinken werde in der Nacht, die meine Füße verbrennt, die mein Land und die Meere verschüttet, die Nacht der Betrogenen, die Nacht der glühenden Apfelbäume, die Nacht der Brunnen, die Nacht der Bänkelsänger, die Nacht, die meine Schlangenköpfe zerstampft, die Nacht der Gescheiterten, die Nacht der Fische. Ich werde ihn trinken, ich will ihn zornig trinken in der Nacht meiner völligen Armut. Ecco, vediamo la traduzione. Voglio essere arrabbiato, voglio dimenticare tutto. Voglio dimenticare la bocca dei pesci, perché la bocca dei pesci è buia. Voglio recitare in preghiera la mia battaglia, la grande battaglia per la mia anima, perché sono povero. Nella notte io sono poverissimo. Mi hanno dimenticato tutti, ma io vedo il tavolo e il vino che berrò. È il vino di Dio, è il vino nero per il mio cervello rosso, e lo berrò nella notte che incendia i miei piedi, che seppellisce la mia terra e i miei mari, la notte dei traditi, la notte dei meli roventi, la notte dei pozzi, la notte dei cantastorie, la notte che calpesta le mie teste di serpenti, la notte dei falliti, la notte dei pesci. Io lo berrò, lo voglio bere arrabbiato nella notte della mia piena indulgenza. Nummer 2. Jede Nacht führt mein Weg in die Schottergrube meiner Verzweiflungen, in das Geröll, in die Bitternis, die meine Augen ohnmächtig macht. Ich höre in den Steinen die Wut der Winde, die meine armseligen Kinder zerstäubt. Herr, mein verwunschener Name, der verwunschene Name meiner Kinder stöhnt in den Steinen. Du aber bist der unaufhörliche Regen der Trauer, der unaufhörliche Regen der Verlassenheit, der Regen der Sterne, der Regen der Schwachen, der meine Augen ohnmächtig macht. Di notte il mio sentiero mi porta sempre nella cava delle mie disperazioni, nei detriti, nell'amarezza che rende impotenti i miei occhi. Sento nelle pietre la rabbia dei venti che disperde nell'aria i miei miseri figli. Signore, il mio nome incantato, il nome incantato dei miei figli geme nelle pietre. Tu invece sei la pioggia infinita del lutto, la pioggia infinita dell'abbandono, la pioggia delle stelle, la pioggia dei deboli che rende impotenti i miei occhi. Ecco, quindi vediamo sono dei salmi che si scostano molto dai salmi del modello biblico, e così facendo
Thomas Bernhard si collega a una tradizione che ha molta fortuna nel Novecento, se pensiamo ai salmi di Ingeborg Bachmann, ai salmi di Paul Celan, ed è questa la cosiddetta altra tradizione che, ad esempio, anche Chiara Conterno, nel suo libro L'altra tradizione, il salmo nel XX secolo ha ben sottolineato e soprattutto ha messo anche in contrasto con quella che ad esempio è la tradizione delle odi, degli inni, che è più radicata ad esempio nel Settecento e nell'Ottocento. Qui il salmo sembra proprio essere una forma che più si adatta a sottolineare questa posizione di caducità, di subordinazione nei confronti appunto di una divinità, senza però cercare veramente di ricevere una sorta di salvezza da questa divinità, quanto piuttosto il contrario. E veniamo adesso a un altro componimento dove troviamo magari un altro aspetto che può essere interessante, ovvero quello della litania, quello della iterazione, che può essere anche intesa come anafora nel linguaggio poetico. Frühling der schwarzen Blüten. Frühling der schwarzen Blüten, dich treibt der Totenfieber. Frühling der schwarzen Blüten, dich treibt ein endloser Wind von Norden. Ein Grab ist mein April, eine finstere Traumnacht der schwarzen Blüten. Dich treiben seltsame Schwestern ins Land, wenn die Krähen schreien und die Hügel Schauer trinken. Frühling der schwarzen Blüten, dich treibt der Totenfieber. Frühling der schwarzen Blüten, dich treibt ein endloser Wind von Norden. Ich werde schlafen. Morgen schon wird mich Schnee und Einsamkeit zudecken hinter deinen Schuhen. Dich treiben seltsame Schwestern ins Land, wenn die Krähen schreien und die Hügel Schauer trinken. Primavera dei fiori neri ti fa fiorire la febbre dei morti. Primavera dei fiori neri ti fa fiorire un inverno che senza fine spira da nord. Una tomba è il mio aprile, una scura notte dei sogni, una notte dei fiori neri. Strane sorelle ti sospingono verso la campagna quando le cornacchie gridano e le colline bevono brividi di pioggia. Primavera dei fiori neri ti fa fiorire la febbre dei morti. Primavera dei fiori neri ti fa fiorire un vento che senza fine spira da nord. Io dormirò domani. La neve e la solitudine mi copriranno subito dietro le tue scarpe. Rare sorelle ti sospingono nella campagna quando le cornacchie gridano e le colline bevono brividi di pioggia. Der Wind. Der Wind kommt in der Nacht und trägt mich zurück in die Dörfer, in das dumpfe Geräusch der Buttertröge. Der Wind kommt in der Nacht. Er wickelt meinen Namen in die Kastanienblätter und treibt ihn nach Norden. Der Wind kommt in der Nacht vor dem Gesicht der Sonne, die meinen Bruder entführt hat. Der Wind kommt in der Nacht. Sein Schmerzensschrei wirbelt in unzähligen Kronen. Der Schrei, den mein Vater noch nicht gekannt hat. Der Wind, der Wind, der Wind, der die Toten einsammelt, der die Haustüren aufreißt, der meine Seele treibt. Der Wind, der Wind, der Wind. Il vento viene nella notte e mi riporta nei villaggi, nel cupo rumore delle zampe. Il vento viene nella notte, avvolge il mio nome nelle foglie di castagno e lo spinge verso nord. Il vento viene nella notte, prima del viso del sole che ha rapito mio fratello. Il vento viene nella notte, il suo grido di dolore turbina in innumerevoli corone. Il grido che mio padre non ha ancora conosciuto, il vento, il vento, il vento, che raccoglie i morti, che spalanca le porte delle case, che sospinge la mia anima. Il vento, il vento, il vento.
Im Weizen ist mein Herz. Im Weizen ist mein Herz, rot wie das Land, schön und verrückt wie die Erde, die mich tötet. Ich sehe im Osten den Vater, jung, mit rotem Tuch und nackten Füßen, die über mein Heimweg gehen. Ich sehe die Mutter stehen an meinem Grab, alt und zerbrechlich. Das Blut tropft von ihrer Wange in meine Vergänglichkeit. Il mio cuore è nel grano, rosso, come la campagna, bello e folle come la terra che mi uccide. Vedo a est il padre, giovane, con fazzoletto rosso e piedi nudi, che vanno oltre la mia nostalgia di casa. Vedo la madre in piedi alla mia tomba, vecchia e fragile. Il sangue gocciola dalla sua guancia nella mia effemerità. Ne leggiamo ancora una da questo ciclo. Ich weiß, dass in den Büschen die Seelen sind. Ich weiß, dass in den Büschen die Seelen sind von meinen Vätern. Im Korn ist der Schmerz meines Vaters und im großen schwarzen Wald. Ich weiß, dass ihre Leben, die ausgelöscht sind vor unseren Augen, in den Ähren eine Zuflucht haben, in der blauen Stirn des Junihimmels. Ich weiß, dass die Toten die Bäume sind und die Winde, das Moos und die Nacht, die ihre Schatten auf meinen Grabhügel legt. Io so che nei cespugli ci sono le anime dei padri. Nel grano c'è il dolore di mio padre e nella grande foresta nera. Io so che le loro vite, che si sono estinte davanti ai nostri occhi, trovano rifugio nelle spighe, nella fronte blu del cielo di giugno. Io so che i morti sono gli alberi e i venti, il muschio e la notte, che stende le sue ombre sul mio tumulo. Ecco, queste ultime tre poesie che abbiamo letto, se abbiamo parlato prima di salmi, di litanie, queste, e poi ne parlerai tu molto più ampiamente per quanto riguarda l'altra raccolta, sono quelle che potremmo definire delle georgiche, no? Perché comunque si rifanno a un contesto legato alla campagna, legato al mondo contadino, ma vediamo che non sono delle georgiche ambientate in un contesto idilliaco, come potrebbero essere quelle, ad esempio, di Virgilio. Il Georgos che troviamo qua, questo io lirico che si muove in queste poesie, un io lirico appunto che si muove in una campagna desolata, in una campagna che non dà più consolazione e che al tempo stesso è comunque mosso, no, dalla ricerca verso le proprie radici. Si parla spesso di padre, si parla spesso di madre, spesso in alcuni componimenti compaiono entrambi i genitori. E questa ricerca termina proprio in quest'ultima poesia, che è la poesia con cui si chiude questa raccolta, che ha dei tratti che potremmo definire panteistici, no? Dove comunque sia tutto, la divinità, il mondo è riscontrabile nella natura che ci circonda. E quindi ecco una sorta di chiusura armonizzante in questo primo ciclo di poesie pubblicato nel 1957. E adesso lascio volentieri la parola a Samir. Grazie a Stefano Apostolo, grazie a tutti coloro che siedono oggi qui. Il mio pensiero va ovviamente, essendo a Udine parlando di lirica di Bharata, Luigi Reitani, che troppo presto ci ha lasciati. E per questo parlerò della raccolta Unter dem Einzelnen des Mondes senza soffermarmi troppo su Inora Mortis, che ha tradotto Luigi Reitani, e questo libro ha anche una postfazione. Allora chi ha avuto a che fare insomma professionalmente con Surkamp sa che avere la possibilità di scrivere una pre o postfazione è una cosa facilissima, e quindi diciamo è un'opera importante questa traduzione in italiano di Inora Mortis, che merita sicuramente una serata, un intervento a sé.
Allora, sulla poesia di Thomas Bernhard si può dire questo. Noi conosciamo di solito Thomas Bernhard nella sua veste di romanziere e di scrittore di teatro, di drammaturgo, e la poesia è diciamo, un po' la sorella, o è stata considerata purtroppo la sorella minore fino a qualche anno, e sto vedendo che insomma da qualche anno, dal 2015-2016, c'è un certo interesse anche per la lirica di Bernhard. Io parlerò della raccolta Unter dem Eisen des Mondes, che è già stata citata, la raccolta scritta nel 1957. Quindi noi abbiamo sentito adesso delle poesie da Auf der Erde und in der Hölle, che sono poesie scritte prima, invece nel 1957 Bernhard riesce a capitalizzare, quindi a riscuotere il successo editoriale di Auf der Erde und in der Hölle e scrive Unter dem Eisen des Mondes tra agosto e settembre. Alcune poesie, per esempio la prima poesia, la poesia incipitaria, era pensata proprio per Auf der Erde und in der Hölle, però diciamo che il corpus vero e proprio, insomma, di Unter dem Eisen des Mondes risiede, consiste di poesie scritte in poche settimane, insomma, no? Tra agosto e settembre del 1957, tra Vienna e Sankt Veit. È stato citato prima, no? Sankt Veit in Pongau. Allora, leggerò prima senza mostrare al pubblico le poesie, poi ne leggiamo tante, perché così insomma c'è un po' anche un po' di suspense. Leggerò due poesie per cercare di mostrare le caratteristiche salienti della poesia di Thomas Bernhard. Il punto alfa, la partenza della riflessione sulla lingua del secondo Novecento, in verità, come mette in luce il filosofo Aldo Giorgio Gargani, un bel saggio, La frase infinita, Sagittari la terza, 1990, diciamo il punto alfa è la lettera di Lord Chandos, il Chandos-Brief di Hugo von Hofmannsthal del 1902, no? Chiamata la Poetische Magna Carta der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Ed è un po' così, insomma, no? Quando si legge questo testo si capisce che è un po' così, nel senso che Aldo Giorgio Gargani dice: attenzione, prima di arrivare a Bernhard, prima di arrivare a Musil, come diciamo precipitato letterario di una riflessione filosofica che inizia molto prima, dobbiamo sicuramente citare almeno Hofmannsthal e Wittgenstein. Rileggendo questo brief des Lord Chandos, effettivamente trovo delle grandi corrispondenze tra la riflessione sulla Sprachkrise proprio di Hofmannsthal e la lirica di Thomas Bernhard, quindi non solo la sua prosa. Che cosa dice Aldo Giorgio Gargani? Dice che nel Novecento, nel secondo Novecento soprattutto, viene messa in crisi questa correlazione tra essere e mondo, viene messa in crisi questa epistemologia fondazionale che si basa tra la relazione, no? Tra linguaggio e mondo, scusate, tra linguaggio e mondo. Allora il linguaggio diventa qualcosa che non ha più le armi giuste per descrivere il mondo. Ed è particolare che proprio Hofmannsthal dica: ich kann nicht mehr zusammenhängend denken, non so più, che vuol dire, lo dice anche dopo, non so più concepire i concetti astratti, so
solamente cercare un'epifania, una Offenbarung, un Gefäß der Offenbarung, no? Quindi come dire un vaso, un contenitore di una rivelazione, un contenitore epifanico in, e adesso cito alla lettera Hofmannsthal. Allora, Hofmannsthal andava cercando l'Epifania nel Gießkanne, eine Gießkanne, poi eine Ecke, quindi un erpice, allora l'annaffiatoio, l'erpice, ein Hund in der Sonne, un cane al sole, ein ärmlicher Kirchhof, che è il cortile della chiesa, e poi ein kleines Bauernhaus, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, diciamo tutte cose molto concrete che insomma, sono del mondo rurale. Questo sembra veramente la descrizione a corredo della poesia di Thomas Bernhard. Che cosa succede in Thomas Bernhard? Io penso che allora, il contesto storico non c'è, non ci sono luoghi, non ci sono, almeno in Unter dem Eisen des Mondes, in Auf der Erde und in der Höhle è un po' diverso, non ci sono luoghi, non c'è il tempo, e questa assenza è assordante, no? Perché siamo nel 1950 e quindi rivolgersi a una campagna, alla campagna, cercare sempre e solo la campagna, rivolgersi a un universo rurale ha un senso. Soprattutto anche perché la riflessione che il Bernhard, diciamo, maturo farà di quel periodo, no? Quindi di questa continuità tra cattolicesimo bigotto, diciamo, e nazionalsocialismo, vuol dire che ancora nel 1950 c'era ancora un problema, anche in Austria, se pensiamo a come descrive Salisburgo, no? E quindi, diciamo, Bernhard cosa fa? Fugge dalla campagna, leggerò un verso, no? Doch fern dem Zorn der nie geliebten Städte, fugge dalla città, si rifugia, l'io lirico, in campagna, però questa campagna non è l'idillio, come diceva appropriatamente Stefano Apostolo, ma è un nuovo inferno, quindi è una ricerca che non trova quiete, perché è una fuga dalla città da un inferno verso un altro inferno. Allora, qual è il tono, diciamo, della poesia di Bernhard? Dopo proietteremo il testo. Adesso leggo da Unter dem Eisen des Mondes, è il quarto componimento, la quarta poesia. Ha come protagonista un gallo, che vedremo un po' che fa cose un po' cattive. Allora, der Hahn, prima strofa, der Hahn schreit durch ein Tuch aus Fleisch und frisst sich in mein Blut, das mir die Brust zersägt. Seconda strofa, trinkt mein Rot wie einen Mond und lacht, dass auf den Gipfeln rot die Sterne tanzen. Allora, cerchiamo di interpretare anche queste poesie, no? Adesso è arrivato forse il momento di fare un'edizione di tutte le poesie che insomma rispecchia in qualche modo l'edizione sua Kant del XXI volume, però bisognerà anche prima o poi interpretarla questa poesia. Allora, proviamo, no? Der Hahn, il gallo. Ci sono forse echi biblici, non lo so, il tradimento, direi che in questo caso è il gallo che annuncia l'alba, no? Der Hahn schreit. Ecco qui mi sembra di cogliere un emisticchio importante. Adesso non voglio fare quelli che dicono qui si vede tutto, no? In 3 parole, però un po' è vero, perché nel 1952 Bernhard esce con la sua prima poesia, che viene pubblicata sul Münchner Merkur, molto anche fiero di questa poesia, no? E lì c'era un emisticchio, questa poesia Mein Weltenstück, c'era un emisticchio che recitava Hähne krähen, cioè lì i galli cantavano ancora. Quindi diciamo che questo movimento verso l'espressionismo, se vogliamo anche verso il simbolismo, in questo caso direi espressionismo, per questo emisticchio, c'è questo movimento tra, diciamo, il 1952 e il 1957, perché questo Der Hahn schreit è già un inizio molto forte che ci precipita
in questo mondo rosso, no? In questa alba rossa. No? L'alba è un momento in cui la luce solare, in cui l'astro, no? Ogni volta che è vicino all'orizzonte, la luce tende al rosso, per ragioni insomma fisiche, e si possono, nel primo albeggiare, si possono ancora intravedere le stelle. E quindi diciamo questa è la Stimmung, questa campagna di morte, di rosso e di devastazione. L'idea è che questo gallo canta, ma non mi annuncia una giornata serena, bensì un inferno, il solito inferno, potremmo dire, no? Perché insomma, unter dem Eisen des Mondes, questa natura che rimane sempre la stessa, con questa luna minacciosa. E allora, der Hahn schreit durch ein Tuch aus Fleisch, ecco, attraverso un panno di carne, che sono io, quindi il mio corpo, che è proprio un panno di carne, quindi non è atto a respingere, no? Questo canto di questo gallo così poco gentile. E allora arriva, no? Mi attraversa, riesce a perforare questo panno di carne, questo annuncio, no? di un giorno rosso di sangue, rosso di morte. E vediamo, è interessante perché il rosso c'è un po' dappertutto, no? Allora, il gallo strilla attraverso un panno di carne e mi dilania und frisst sich in mein Blut, no? Mi dilania nel mio sangue. Das mir die Brust zersägt, perché poi il sangue cola, no? Mi riga il petto e fa in modo che come se mi segasse il petto. Bell'inizio di giornata, non so. Comunque, trinkt mein Rot, no? Beve il rosso mio, metonimia per il sangue, wie einen Mond, come una luna, come fosse luna. Questo è un po' difficile perché non si capisce bene che cosa c'entri la luna. Sì, certo, la luna è un astro, eccetera. Io immagino, avendo studiato molte poesie di Bernhard, che a questo livello ci sia anche un livello di simbolismo. L'aveva detto Hans Höller citando Alfred Kubin, e poi mi sono venuti dietro un po' tutti, cioè nel senso, intelligentemente Nicola Gardini lo suggerisce, lo dice, e ne parla anche Görner nel Bernhard Handbuch, parlando della lirica di Bernhard. Cioè questa mi sembra una scrittura automatica, una scrittura simbolista, perché questo Mond, insomma, c'entra con Mond, però con la O, no? Quindi potrebbe essere, secondo me, le due radici di questo Mond sono da una parte la comunanza pressoché totale con Mond, e siamo in tema di bere, no? E l'altra cosa che per metonimia, no? Il Mond è bianca come il latte. Cioè mi sembra una scrittura automatica di chi scrive di getto e poi non si industria troppo a mettere a posto le cose. E quindi, nel senso, beve come fosse luna, che sia l'interprete, che sia il lettore a capire cos'è questa luna. Luna è sicuramente bianca come il latte, das macht Sinn, no? Beve il rosso mio, beve il mio sangue come si beve, come fosse latte, no? E ghigna, cioè ride in sé il termine latte. Condividere la poesia sullo schermo dalla chat. No, non è condivisa per ragioni appunto di suspense, viene letta alla fine, viene proiettata alla fine. Insomma. No, ma la leggo alla fine. Vedono voi, l'unica cosa. No, noi? Non vi vedono. Ah, non... Allora facciamo così. Ecco. Facciamo così. Ah, sì. Poi ricondividiamo dopo. Adesso chi vedono me? Adesso vedono te. Ho messo la cravatta, non ho messo la cravatta in bagno. Sì, vediamo Sami Tabet normalmente. Prego? Sì, vediamo Sami Tabet. Ok. Beh, è quello che vogliono, cioè per acclamazione. Ecco, beh, è giusto così. Allora andiamo avanti. E allora cosa fa questo gallo? Ghigna
e in modo che sulle cime le stelle danzano in modo rosso, cioè rosse danzano le stelle, ma questo è avverbiale quasi predicativo, no? Nel senso che immaginiamo questa alba che con questo rosso tinge l'inizio della giornata. Ecco, insomma, anche solo in queste due strofette si capisce il tono di Bernhard. Leggo un'altra poesia senza proiettarla e poi la vedremo alla fine. L'altra poesia che ho scelto è la numero 34 della raccolta Unter dem Eisen des Mondes, la mia preferita, non è importante, però è la mia preferita. Allora, nah ist der Tod mir jetzt und nah der Winter, Unruhe träumt das Tal und hält mich wach. Und mancher Wind, der auf erfrorene Dächer der Tage und der Nächte Namen schreibt. Seconda Strophe. Wieder im Meer des wunderbaren Weizens bin ich von strengen Flügen müd zurück, zuhörend noch den Reden alter Mauern, doch fern dem Zorn der nie geliebten Städte. In alten Liedern und zerbrochenen Augen, wo scheu der Mond die dunklen Ernten treibt, will ich der toten tief vergrabene Sonne auf grünen Hügeln sehen in fremden Himmeln und früher Sommerstaub im Abendwind. Allora, vicinami alla morte e vicino all'inverno, la valle sogna irrequietudine, c'è un ritorno. Lo schermo. Allora, c'è un'idea di fissità, ma c'è anche un'idea di movimento, no? C'è questo vento che gioca con la neve, che scrive i giorni il nome dei giorni e delle notti, però è un movimento che comunque è circostanziato e rimane in questa fissità della natura che appunto si ripete. Prima strofa, quindi diciamo ambientazione invernale o insomma proto-primaverile. Seconda strofa inizia wieder im Meer des wunderbaren Weizens, quindi siamo al grano, siamo durante la mietitura, abbiamo cambiato ambientazione, siamo da primavera in estate. Bin ich von strengen Flügen müd zurück. E qui c'è, insomma, no, la Sprachkrise. Dopo voli impegnativi sono tornato alla terra, sono tornato nel mare dello splendido grano. E qua siamo ai versi importanti. Zuhörend noch den Reden alter Mauern, doch fern dem Zorn der nie geliebten Städte. Questo lo trovo veramente un verso significativo per capire la lirica di Bernhard, no? Quindi sono ancora in ascolto dei motti, dei detti dei vecchi muri, però sto lontano dalla collera, dall'ira, potremmo dire anche dalla cattiveria delle città che non ho mai amato. Questo penso sia il cuore almeno di questa raccolta. Mi è valsa la citazione nei Gesammelte Werke di Surkamp da parte di Raimund Fellinger, perché trovo che effettivamente quando si parla di queste georgiche oscure, questo verso descrive bene il poetare di Bernhard, no? Questo verso fern dem Zorn der nie geliebten Städte. Questa lontananza dal tempo e dal luogo, in una campagna che è una campagna di sangue, di morte, di disperazione, con il corpo che è campagna e la campagna che è il corpo, no? E come dice anche Peter Ham, la campagna das Land, no? Non è la natura, ma è uguale ai mutilati, agli incruditi, di Verroten, agli alcolizzati. Va avanti la poesia in vecchie canzoni, in alten Liedern und zerbrochenen Augen, occhi rotti, franti perché hanno pianto troppo, wo scheu der Mond die dunklen Ernten treibt, nuovo la luna, will ich der toten tief vergrabene Sonne,
ecco qua interessante, per esempio, il verso Auf grünen Hügel sehen in fremden Himmeln, mettendo il verbo sehen in mezzo, in posizione centrale, evita la sindeto, no? Cioè evita la virgola, è un verso scritto molto bene. E poi l'ultimo verso, il mio preferito, un früher Sommerstaub im Abendwind. A ben guardare, questo verso è un endecasillabo, no? Questo è lo stesso verso di Leopardi, è chiaro, nella valle il fiume appare, no? C'era Umberto Sava che diceva: se volessi salvare un solo verso della letteratura italiana, il più inutile, il più bello, il più malinconico, salverei il verso della quiete della tempesta, è chiaro, nella valle il fiume appare. Un endecasillabo piano, basato sullo schema giambico, atona, tonica. Questo forse è più comune in tedesco, in italiano non è proprio comune, no? Quindi nel senso che questa musicalità del verso è una musicalità che deriva da questo schema piano, da questo schema, diciamo, affidabile, no? per l'orecchio. E quindi un früher Sommerstaub, la polvere di antiche estati, quindi di estati che sono venute troppo presto nel vento della sera. In questo vento della sera che ricorda il primo vento, in questo caso è un vento forse non più così freddo, che però è l'elemento, il fenomeno naturale che ci ricorda la polvere delle estati che sono venute troppo presto, no? Quindi la fine nell'inizio. E quindi prima di leggere le poesie vi annoio ancora per 5 minuti per parlare di questo oscuramento del significato, no? Il Bernhard lirico a un certo punto finisce di scrivere poesie e inizia a scrivere prosa. E questo lo dice lui stesso, no? In una intervista del 1967, e nella frase, no, troviamo insomma il voler scrivere prosa e il voler pensare. Effettivamente vediamo che questo tipo di poesia non è una poesia argomentativa, deduttiva, è una giusta posizione di immagini. E ovviamente l'immagine non ha relazione d'ordine, no? Quindi non è possibile pensare per queste immagini, e la frustrazione dello stesso Bernhard si capisce molto bene, perché scriveva queste poesie con grande facilità, perché sono poesie diverse, si capisce lo stile, questo individualstil, però se noi pensiamo che in pochi anni, diciamo in 2 o 3 anni, dalle stampe 3 cicli poetici, e le poesie sono, diciamo, ispirate forse dalla stessa anima, o sono innervate della stessa Stimmung, però sono anche molto diverse. Vuol dire che questo talento lirico era una forza della natura che veniva poi percepita dall'autore stessa come qualcosa di immediato, perché gli veniva troppo facile. Questo, attenzione, nell'arte è una cosa da non sottovalutare. Per esempio anche il grande pianista russo Hofmann, no? Suonava così facilmente che aveva proprio problemi perché gli veniva troppo facile. Quindi questo per quanto riguarda il rapporto ambivalente di Bernhard con la poesia, no? E ha influenzato lui stesso la riflessione sulla sua poesia, no? E questo insomma, la sua poesia è getto di lava, è immediatezza, è eruzione e non erudizione. E quindi la campagna si fa Gefäß, no? Si fa un contenitore di un mondo di disperazione, di morte, di Urschrei. Cioè io vedo questo, diceva bene Reich Ranitzky, no? Ci sono autori che sono un autore, non mi ricordo quale, un guter Diagnostiker, kein Therapeut, no? Cioè capisce il male del mondo, lo canta,
però non reagisce al male del mondo, no? La sua poesia non reagisce al male, è un momento negativo, diciamo così, è un momento della contraddizione, non c'è la Aufhebung della contraddizione, cioè ci troviamo in questo orizzonte filosofico di Hofmannsthal. Poi c'è anche la famosa frase di Wittgenstein, eccetera. E quindi questo dolore è così in primo piano che gli stessi editori, o meglio le stesse figure a cui gli editori si rivolgono, penso per esempio a Ludwig von Vicker, appena legge le sue poesie, perché era in giuria al Georg Trakl Prize, dice dobbiamo fare qualcosa, questo è un talento, lo dobbiamo sostenere, però in un secondo momento, più in là, passato insomma qualche anno, si pone l'interrogativo, dice ma veramente sta male come un barbone oppure ci prende tutto in giro, perché insomma potrebbe essere maniera, eccetera. Quindi diciamo che queste poesie nascono in poco tempo, non direi in troppo poco tempo, però in poco tempo, e quindi segnano una stagione molto confinata che l'autore stesso vede come stagione così da superare. E quindi come concludiamo prima di leggere alcune poesie da Sotto il ferro della luna? Diciamo che quando questa psiche in preda al caos riesce a placarsi, può dedicarsi all'aspetto discorsivo della lingua, può dedicarsi all'argomentazione, può dedicarsi alla riflessione, al cercare ordine, e non dobbiamo però farci trasportare da Bernhard verso un giudizio, diciamo, ambivalente e non troppo roseo sulla poesia, che sicuramente rimane della sua poesia, che sicuramente rimane uno dei vertici della lirica del Novecento. Se no non l'avrei tradotto, sono un po' beffangen. Adesso leggiamo alcune poesie, non tante, perché poi forse ci sarà discussione, eccetera. Bisogna leggere la prima per forza, per dare conto della fissità. Questi due libri in verità, allora questa è quello da una parte, adesso per me a sinistra, lì anche per voi, sì, quindi a sinistra è Sotto il ferro della luna dell'edizione 2015, Crocetti, l'altra è un'edizione riveduta, non molto riveduta alcune cose, edizione Crocetti, diciamo, dopo l'acquisizione da parte del gruppo Feltrinelli, per questo anche la copertina diversa, eccetera. Hanno cercato, visto che prima si faceva sul materiale, vedete questa B di Bernhard, immagino, qui molto grande e qui invece in alto, no? Ecco, forse più riuscito. Vabbè, lo stesso. Comunque, questa è la raccolta Sotto il ferro della luna, e adesso do lettura in tedesco. La prima poesia, pensata prima per Auf der Erde und in der Hülle, trova collocazione poi in Unter dem Eisen des Mondes, apre il ciclo poetico ed è giusto, è una collocazione giusta, perché dà l'idea di questa fissità in cui di questa natura sotto questa luna minacciosa, questa fissità che non cambia, in cui nulla cambia. Allora, das Jahr ist wie das Jahr vor 1000 Jahren. Wir tragen den Krug und schlagen den Rücken der Kuh. Wir mähen und wissen nichts vom Winter. Wir trinken Most und wissen nichts. Bald werden wir vergessen sein und die Verse zerfallen wie Schnee vor dem Haus. Das Jahr ist wie das Jahr vor 1000 Jahren. Wir schauen in den Wald wie in den Stall der Welt. Wir lügen und flechten Körbe für Äpfel und Birnen. Wir schlafen, während unsere beschmutzten Schuhe vor der Haustür verwittern.
des Jahres wie das Jahr vor 1000 Jahren. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts vom Untergang, von den versunkenen Städten, vom Strom, in dem Pferde und Menschen ertrunken sind. Quest'anno è come l'anno di 1000 anni fa. Noi portiamo la brocca e sferziamo la schiena della vacca. Facciamo e non sappiamo nulla dell'inverno. Beviamo mosto e non sappiamo nulla. Presto saremo dimenticati e i versi svaniranno come neve davanti alla casa. Quest'anno è come l'anno di 1000 anni fa. Volgiamo lo sguardo nel bosco come nella stalla del mondo. Mentiamo e intrecciamo cesti per mele e pere. Dormiamo mentre le intemperie consumano davanti alla porta le nostre scarpe infangate. Quest'anno è come l'anno di 1000 anni fa. Non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla del declino, delle città sprofondate, del vortice in cui sono affogati cavalli e uomini. Questa è poesia numero 2, Nicht viele sterben, mein Haus, che dà l'idea di questa vanità, no? Di questo, di questa stimmung, no? Che c'è in tutta la raccolta unter den Eisen des Mondes. E poi iniziano questi binomi folli, no? Vedremo più avanti, Tod und Vögel, no? Parole che non vogliono stare insieme, che per la sintassi forzano, coesistenze, convivenze forzate, matrimoni forzati, tutti i matrimoni. So. Nicht viele sterben um ein Haus in der Wüste oder um einen vertrockneten Baum. Nicht viele sterben für Asche, die Feuer war, für den Wein eines gestürzten Königs oder einem Feldherrn verbrannter Äcker zur Feier. Nicht viele sterben für einen anderen, wenn die Samen wehen und im Frühling Tod und Vögel, klarer Himmel, schwärzen. Nein, nicht viele. Non molti muoiono per una casa nel deserto o per un albero rinsecchito. Non molti muoiono per cenere che era fuoco, per il vino di un re deposto o per celebrare un generale di campi bruciati. Non molti muoiono per qualcun altro. Quando i semi volano e in primavera morte uccelli rappugliano cieli chiari. No, non molti. Ecco la prossima, siamo a metà della raccolta, della piccola raccolta del florilegio che abbiamo scelto. Questa è la poesia che ho commentato. Der Hahn schreit durch ein Tuch aus Fleisch und frisst sich in mein Blut, das mir die Brust zersägt. Trinkt mein Rot wie einen Mond und lacht, dass auf den Gipfeln rot die Sterne tanzen. Il gallo strilla attraverso un panno di carne e mi dilania nel mio sangue che in due mi sega il petto. Beve il rosso mio come fosse luna e ghigna sì che sulle cime rosse danzano le stelle. La prossima poesia ne leggeremo 6 o 7, questa è la quarta. L'ho scelta per far vedere che ci sono anche alcune poesie in cui compare una figura, se vogliamo femminile, se vogliamo di amico. Il tedesco permette, no, questa ambiguità, questa duplicità. Comunque si rivolge a un tu. C'è anche questo aspetto. Un tu che non è Dio, ma è un tu umano. Schlaf neben mir, sei ruhig, ich muss trauern. Beginn ich wieder meine Reise, zähl ich Stern und Kraut im Moor. Und suchend deine Lieder erwecke ich die Furcht in meiner Qual, die meiner Stimme keine Ufer gibt und meinem Mund kein Wort. Bleib bei den Ängsten und zerfall zu Staub. Auf finsteren Treppen schlag dich offenen Augs. In mein Gebet schließ ich dich ein, wie nur die Mutter. Liebend weißen Mond und nackte Rippen kalter Wälder. O komm nicht in mein Gehen nach düsteren Träumen. Sag, wo war ich gestern? War ich dir nicht nah, als ich zufrieden lag am Brunnenrand? Aufschütten fremder Gräber trockener Erde und kaltem Wind nachgebend, längst verwehter Spuren Sand auf meinen Schuhen? Sag, du verstehst mich nicht.
Schlaf neben mir, sei ruhig, ich muss tragen. Dormi accanto a me, fermati, voglio stare a lutto. Se ricomincio il mio viaggio, conto stelle ed erbe nella palude e cercando i tuoi canti risveglio il timore nel mio tormento, che la mia voce non concede alcun argine e la mia bocca alcuna parola. Resta con le paure e cadi in polvere. Su fosche scale battiti con occhio aperto. Ti includo nella mia preghiera come solo la madre, amando la bianca luna e le nude costole dei gelidi boschi. O non incrociare il mio cammino verso sogni cupi. Di, dov'ero ieri? Non ti ero vicino quando giacevo beato sul bordo della fontana, facendo mucchi con terra secca di tombe altrui e piegandomi al freddo vento da sabbia di tracce da tempo disperse sulle mie scarpe? Dimmelo, tu non mi capisci. Dormi accanto a me, fermati, voglio stare a lutto. Ecco poi questa poesia breve che però contiene un distico molto importante, questo Verlassen sind unsere Unterstände, no? Non abbiamo più riparo, questa sembra descrivere bene la situazione dell'Europa di oggi, di adesso. No? È una poesia in verità molto inquietante, che poi fa anche vedere, no, come il moto che vuole forse evolversi, che va verso il futuro, poi deve rientrare verso l'origine, deve rientrare dentro, fin dentro la madre. La poesia, tra l'altro, di questa raccolta preferita dal mio amico scrittore Josef Zodor, quindi diciamo una poesia che piace, no, anche a altri scrittori che capiscono insomma il mestiere profondo dell'ispirazione lirica. Allora, Numero 16. Die Toten haben das Land gerichtet und den Äckern Frieden und Unrast gegeben und der Sonne den Hügel und den Wäldern die Finsternis, die uns morgen heimsuchen wird. Verlassen sind unsere Unterstände. 1000 Frühlinge ziehen von den Meeren herein in die Mutter. I morti hanno giudicato la terra, e ai campi hanno dato pace e inquietudine, e al sole la collina, e ai boschi il buio che domani ci affliggerà. Sono abbandonati i nostri rifugi. 1000 primavere migrano dai mari fin dentro alla madre. Penultima poesia di oggi, sempre per questo, per vedere, no, che c'è un rivolgersi a un tu. E anche qui, per esempio, questi binomi folli, no? Tod und Feuer, e anche un'idea di iterazione, no? Über dem Feuer züngelt ein Feuer, anche questo tipico, no? E poi espressioni molto difficili, no? Quindi aus den Särgen der Nacht steigt der wütende Mond. Lo leggiamo. Von Morgen zu Morgen sprich mit Gott über die Freuden und deiner Kinder Ängste im Rat der Vergänglichkeit. Dort auch ergrauen im Krater die Sünden, was war, Tod und Feuer, unter dem Staub der verschlossenen Tür. In längst vergessenen Meeren schwimmen die Sterne deiner Verzweiflung. Lautlos schaut aus den Gräsern der zerbrochene Frühling der Toten. Über dem Feuer zündelt ein Feuer des Jubels, unter den Dächern staubiger Höfe und sanfter Kapellen. Aus den Särgen der Nacht steigt der wütende Mond, das Leichentuch des Winters ziehend über bleiche Schultern trauriger Wiesen und kranker Bäche. Di mattino in mattino parla con Dio delle gioie e delle paure dei tuoi figli nella ruota della caducità. Lì ingrigiscono nel cratere anche i peccati, ciò che fu morte e fuoco sotto la polvere della porta serrata. In mari da lungo tempo dimenticati nuotano le stelle della tua disperazione. Senza rumore spunta dall'erba la primavera infranta dei morti. Sopra il fuoco guizza un fuoco di giubilo, sotto i tetti di masi polverosi e di cappelle miti. Dalle bare della notte sale la luna irata, stendendo il sudario dell'inverno sopra le smorte spalle di mesti prati ed egri rivi. E l'ultima di oggi. Ricordiamo, no? Doch noch fahren dem Zorn der nie geliebten Städte.
Poesia 34. Nah ist der Tod mir jetzt und nah der Winter. Unruhe träumt das Tal und hält mich wach. Und mancher Wind, der auf erfrorene Dächer der Tagen der Nächte Namen schreibt. Wieder im Meer des wunderbaren Weizens bin ich von strengen Flügen müde zurück, zuhörend noch den Liedern alter Mauern, doch fern dem Zorn der nie geliebten Städte. In alten Liedern und zerbrochenen Augen, wo scheu der Mond die dunklen Ernten treibt, will ich der toten tief vergrabene Sonne auf grünen Hügeln sehen in fremden Himmel. Und früher Sommerstab im Abendwind. Grazie. Vicina mi è ora la morte, vicino l'inverno. La valle sogna irrequietudine e mi tiene sveglio, così come qualche vento che, su tetti di ghiaccio, scrive il nome dei giorni e delle notti. Di nuovo nel mare dello splendido grano, sono esausto dal ritorno da faticosi voli, ancora curioso dei discorsi di vecchi muri, ma distante dalla collera delle mai amate città. In vecchie canzoni, in occhi franti, dove la luna timida sospinge i neri raccolti, voglio vedere il sole ben sotterrato dei morti su colline verdi, in cieli stranieri, e la polvere di precoci estati nel vento della sera. No, bene, allora do la parola. Sì, prego. Sì, grazie soprattutto per il suo intervento, per la conferenza che mi è piaciuto molto, mi ha spiegato, cioè io devo dire che non sono giovanista, conosco poco Bernhard, anche se sono tedesco, l'ho letto 40 anni fa, almeno alcuni testi, dunque non è che sia presente nella mia mente. Però mi ha spiegato molto bene anche, diciamo, questo fenomeno che ha cominciato come poeta lirica e poi, diciamo, vedendo in un certo senso che questa, non giochi, ma questa la facilità, no, di usare certe tradizioni poetiche alla fine mi sembravano, diciamo, troppo facili, nel senso che cercava lui la prosa, anche per la prosa dava una resistenza, no? Una resistenza molto più produttiva, no? Nella sua attività poetica. Dunque mi l'avete spiegato benissimo e vi ringrazio, anche mi è piaciuto molto diciamo, questo cambio di voci che avete, no, però non niente proprio questo cambio di voci si è ricordato, penso, che la poesia è anche, non in tutti i casi, non sarebbe il caso per Mallarmé o altri, ma in certi casi è un fenomeno materiale, nel senso che è legato alla voce, alla materialità della voce. Sicuramente i voci vostri sono molto diversi, era interessante vedere una volta l'originale con sua voce e poi la traduzione con l'altra, dunque dava a pensare a molte cose. Allora posso permettermi una domanda molto banale, forse naif. Visto che io sono, come detto, un tedesco del nord, leggere testi di Bernhard, di altri autriaci, è una domanda delicata forse in questo campo, mi conduce sempre a, e per me è un piacere, mi conduce sempre a leggere o all'altra voce, a mezza voce, o nella voce interna a imitare, anche se non posso, un ritmo, un'articolazione, diciamo, viennese o austriaca, anche se non è possibile, e se non riesco, lo faccio come bavarese, perché ho vissuto tanti anni in questa zona, dunque, però è un cambio, non posso leggere, la sera in questo periodo sto leggendo Dodre sullo spieghi di nuovo, però vedo che, cioè non sento, non vedo che non posso leggerlo, no? Anche se non mi adatto a questo ritmo che non è il mio, cioè in un'altra lingua, capito? Sì. Allora, non
ma questo serve anche all'inverso, no? Allora la domanda è quella, traducendo, secondo me, traducendo Bernhard, per esempio, voi come fate? Avete in mente, diciamo, non un dialetto, però diciamo sfumature dell'italiano regionale, cioè avete un'idea come potrebbe suonare? Perché se io, diciamo, leggendo queste poesie con una voce dell'uomo del nord è incredibile, non si può, no? Cioè è una cosa assurda, no, praticamente. Dove c'è questa idea di cercare una musicalità nell'italiano che usate che è un po' legato a una zona, a una regione, a un territorio. Non so se mi sono spiegato perfettamente. bene, No. Ecco, quando uno inizia a dire la mia domanda forse naif, viene la doccia fredda. Arriva la lignata, arriva. La regnata arriva. Allora, adesso vediamo come uscire. La risposta è no, non ho scelto forse sarebbe anche interessante fare questo tipo di esperimento. E poi altra cosa, la voce materialità, quando abbiamo fatto qualche anno fa, era ancora in vita Raimund Fellinger, un bel incontro, convegno alla ÖGL di Vienna, c'era un bravo attore che ha letto queste poesie in una maniera espressionista in cui io non riuscirei mai, perché cioè, le ho lette anche in maniera molto neutra, quindi c'è anche il tono attoriale dà anche, no? Questa, dà un'altra Stimmung, no? Conferisce un'altra Stimmung alle poesie. Io posso solo dire qual è stata la mia stella polare, cioè come ho tradotto le poesie. Sostanzialmente si poteva nella poesia, se andiamo un po' indietro, sono diventato tecnologico anch'io, qui, no, questa, ecco per esempio, Traurige Wiesen und Kranke Bäche sono andato un po' dietro al ritmo del tedesco con questo di mesti, prati e dei rivi. Ho veramente riflettuto a lungo, avevo tradotto anche qualcosa di Nora Mortis che aveva ovviamente già tradotto Luigi Reitani, così per esercizio di stile. Sostanzialmente mi sono orientato alla semantica e non all'aspetto ritmico, si parlava di musicalità. Ovviamente concepire un verso, faccio un esempio, se prendiamo un poeta come Pascoli, o prendiamo anche, non so, L'Ode an die Freude di Schiller, dove il ritmo è serrato, allora bisogna porsi la domanda, scelgo il ritmo o scelgo la semantica? In questo caso, dopo i primi, nach den Anfängen, no? Dopo i primi esordi nei quali cercavo un po', no? Di riprodurre una certa musicalità del verso, senza badare all'aspetto regionale, quindi potrebbe essere integrato, potrebbe essere sicuramente una piattaforma di discussione, ho scelto di tradurre in modo semplice. House l'ho sempre tradotto come casa, perché il bernardiano, c'è un bel articolo di Tarja Reunila che purtroppo è morta troppo presto, che all'Accademia delle Scienze, no, ci spiegava, lei è traduttrice dal tedesco al finlandese, no, ci spiegava un po' come aveva approcciato la cosa, ed effettivamente lei dice, ma all'inizio mi sono letta proprio tanto per capire quale fosse l'idialetto, cioè quale fosse il sottoinsieme proprio del bernhardiano rispetto al tedesco. In questo caso penso che il sottoinsieme sia appunto cercare la parola più semplice possibile, e quindi come dire, se l'avessi complicata, verkompliziert,
hätte, avrei forse riprodotto la stessa musicalità simile, diciamo, del tedesco, però a svantaggio della semantica. Avrei dovuto usare dei termini tipo maggiorone, tipo, insomma, di modo che la musicalità del verso fosse, non fosse compromessa. Infatti questo verso che mantiene un po' l'ossatura metrica del verso tedesco tira verso una semantica più alta, insomma, mesti prati e gririvi. Quando ero un po' più giovane ero molto fiero di questo verso, non so se adesso tradurrei così. L'aspetto regionale non l'ho considerato. Giusto due considerazioni. Grazie per la domanda e soprattutto anche perché lei ha citato, senza che noi lo citassimo, una parola che è cruciale, no? Resistenza. Ed esiste... No, adesso restiamo in questo contesto. Resistenza per quanto riguarda lo spostarsi dalla poesia e andare più verso la prosa. C'è un'intervista con Thomas Bernhard dove lui dice proprio ich brauche mehr Widerstände. Und diese Widerstände kann ich nur in der Prosa finden. E quindi queste resistenze che, come dire, e poi quello che dicevi anche tu, Samir, sono ottenibili soltanto nella prosa, perché la poesia che noi vediamo, quello che abbiamo letto questa sera, sono proprio per lo più giustapposizioni di immagini, dove viene a mancare poi proprio anche la dimensione del tempo alla fine, sono una sorta di quasi far passare in rassegna degli istantanei, che sono magari molto spesso dei ricordi della propria vita. E qui mi riaggancio anche al discorso del linguaggio. Due considerazioni a questo proposito. Quando sentiamo magari interviste con Thomas Bernhard, ci rendiamo conto che ha un determinato accento, no? Alta Austria, per esempio, però quando leggiamo le sue opere ci rendiamo conto che lui scrive come nessuno parla. Se anche noi andiamo in Austria, nessuno parla come lui effettivamente, perché da un lato c'è la tendenza, no, a dire ok, Thomas Bernhard cerca di rendere evidenti questi processi cogitativi, quello che succede nella mente, quindi cerca di mettere per iscritto la naturalezza del linguaggio. Dall'altro lato però questo linguaggio è talmente, come dire, ripiegato su se stesso, verschachtelt, ci sono tantissime frasi che sono dei veri e propri grovigli ipotattici, che è chiaro che nessuno parla così. E qui torniamo anche a questo punto ancora che dicevi tu, abbiamo questa giusta posizione, questo accostamento, no, di parole semplici della quotidianità, ein Hof, eine Birne, ein Apfel, con magari dei termini più metafisici, più astratti. E questo rompe già comunque sia anche questa matrice regionale, che però per certi versi deve per forza tornare a volte, perché quando troviamo la parola Buttertrog, noi abbiamo usato la parola zangola, però non so se magari in Sardegna o se in centro Italia si utilizza la parola zangola, se ci sono altri termini regionali. A volte quindi si è un po' contesi tra determinati tentativi, sì, però sì, è difficile secondo me dare un tono anche regionale, perché noi non l'abbiamo fatto effettivamente, no? Questo è vero. Anch'io ho una domanda sui riferimenti diversi. Tu dicevi, no, diceva Samir, che gli era troppo semplice perché porta nella sua lirica di fatto molti modelli e molte traduzioni. E leggendo, da un lato si falcono i riferimenti, tu hai citato poi il contesto, per esempio nelle prime poesie che avete letto del Salmo, appunto da l'Avant, eccetera. Dall'altro però si coglie anche una certa volontà come di staccarsi da questi modelli. Cioè, da un lato secondo me era come se lui fosse influenzato, e lì mi piacerebbe chiedervi poi forse nello specifico come esperti quali sono, oltre a quelli che avete citato, i suoi riferimenti, perché a me sembra di cogliere degli eco di uno dell'altro, però non sono una bernardiana come sapete, quindi tantomeno la lirica la conosco poco. Dall'altro mi sembra che ci sia proprio la volontà invece di staccarsi, quindi da un lato c'è un ritmo, ci sono molte ripetizioni, per esempio così, però
poi a un certo punto diventa poco musicale, no? Diventa come quasi disturba l'orecchio, no? La lingua, quindi è come se fosse combattuto tra due poli. E l'altra cosa, non lo so, però è una supposizione. E la seconda osservazione invece riguarda la scelta traduttiva, che ho apprezzato perché proprio questa lingua sembra non si voglia fare, cioè non l'avrei anch'io, non l'avrei mai resa con un dialetto, con una cadenza regionale, perché in italiano non funzionerebbe, sarebbe in italiano lo abbasserebbe moltissimo il registro, una cadenza italiana dialettale che invece, diciamo, lo Österreich storico oppure non c'è una caduta, un qualsiasi dialetto italiano, io ricordo che Luigi tradusse, non ricordo più quale autore, quale poeta del Wiener Group, mi sembra, adesso non mi viene in mente, scusate, nella sua antologia, in napoletano, però lì c'era, sì, ha fatto un esperimento, però lì funzionava perché era un testo anche ironico, satirico, quindi l'abbassare poteva funzionare. Qua, a mio parere, non funzionerebbe, però è solo, la seconda è una riflessione, un parere personale. La prima non so, invece è una domanda aperta. Sì, sui riferimenti di Bernhard, ma di solito si tira in ballo Trakl, anche lui, no, parla di Trakl. Io ho visto, sono andato a consultare, no, quelli che lui stesso, no, dichiarava essere i suoi riferimenti, poi ovviamente non c'è niente di più fuorviante di quelli che il poeta dice di seguire, perché non è vero, e quindi Pound, Raffaele Alberti, eccetera. Io non lo so, io lo vedo un esperimento molto personale. In un'immagine vedo di più, come dire, la campagna che non la biblioteca. Allora sicuramente Bernhard leggeva molto, però veniva anche da un'esperienza musicale, sebbene insomma anche di regia, eccetera, e questa mi sembra più una resistenza contro la lingua, cioè proprio un richiamarsi a una lingua così semplice che è difficile da gestire, perché effettivamente se pensiamo anche ecco, all'altro opposto, io di solito cito sempre Paul Celan per dire, ecco, questa è la cosa più lontana da Paul Celan, no? Non c'è neanche quasi un zusammengesetztes Wort, a meno che non siano proprio, non so, Leichentuch, sì, vabbè, però proprio niente, quindi non è neanche forse una poesia che sfrutta, questo è interessante, no? Che sfrutta le potenzialità del tedesco, no? Se penso alla Klippenschwester, no, di Paul Celan, qui no, cioè non ci sono anche cose strane, però non c'è questo dispositivo linguistico, quindi secondo me, scegliendo proprio di usare solo i termini semplici della tradizione, si pone oppure attraverso un terreno molto scivoloso che è personalissimo, perché è difficile non essere ripetitivi se hai un ventaglio semantico sostanzialmente limitato. Perché veramente è interessante vedere come il registro non si alzi mai oltre una certa sala, cioè rimane, è quasi incredibile che usi solo i termini più semplici, cioè una persona che fa esperienze, diciamo così, in campagna, una campagna di sangue, di morte, eccetera, però non usa neanche mai, sì, poi cos'è che prima dicevi, però di solito è sempre pietra, sangue, combinate in modo che però non ci sia mai questa ripetitività, quindi io lo trovo, poi è difficile trovare un poeta che sia simile, cioè ci ho provato, ho visto Trakl, ho visto Raffaele Alberti, ho visto alcuni autori, però effettivamente questo ritrarsi in una non lingua tra l'altro che appunto non riscuote un grandissimo dividendo dal tedesco,
nel senso che appunto alcuni dispositivi tipici, no, della lirica tedesca qui non ci sono, anche semplicemente della lingua tedesca, no? Insomma, dove posso mettere insieme delle parole, posso giocare con alcuni tratti, diciamo, che l'architettura della frase tedesca mi può garantire, qui non ci sono. Quindi come riferimenti, ma di solito, ecco, appunto viene track, però io penso che sia un'invenzione di questo linguaggio molto semplice, molto personale, che deve molto a una commistione di espressionismo con delle note di simbolismo. E la seconda domanda era, facciamo un quell'eratore, la seconda domanda era invece su... Era un apprezzamento legato al fatto che cioè una cadenza regionale, un dialetto in italiano avrebbe abbassato. Sì, questo comunque è interessante, molto interessante questo, no? Cioè io da tedesco del nord, eccetera, ho tradotto Thomas Mann, lì ovviamente è interessante, sarebbe interessante una riflessione, si può fare anche come esperimento, una riflessione che cerchi di riflettere sull'estensione del tedesco, che diciamo inizia forse dal punto più basso, Salurn, punto più a sud, veramente fino ai confini della Danimarca, e che una volta era insomma molto esteso fino a Pietroburgo, eccetera, eccetera, e l'estensione dell'italiano, perché insomma se noi pensiamo a due città, da tre città importantissime, Vienna, Monaco e Berlino, ecco, in Italia non abbiamo la stessa cosa, perché per esempio cos'è Vienna rispetto a Berlino, no? Cos'è Vienna rispetto a Monaco, poi potremmo fare tanti altri, cioè nel senso il tedesco è una lingua che è geograficamente molto estesa e che ha una storia diversa. Non so se sia possibile dire la stessa cosa dell'italiano. Certamente si può dire, beh, insomma, la Sicilia non è Bergamo, eccetera, però è sempre un terreno scivoloso, perché ovviamente ogni paese ha un suo precipitato di tradizioni, di musicalità, eccetera. Quindi insomma anche il tema, no? Cos'è la lingua? È possibile che l'italiano non abbia neanche questa varietà di dire, ma sì, è un testo che però io lo sento come un po' stridente. È possibile, però è sicuramente sarebbe interessante come esperimento, insomma, sicuramente. C'era una domanda, così poi magari vengo. Ah sì, devo andare via? No, No, c'è una domanda da chi è a casa. C'è un nostro studente che voleva fare una domanda. Sì, vedo anche, ho visto in Thomas Bernhard, ascoltando le poesie, una vicinanza anche alla produzione di Paul Celan. Ad esempio alcuni riferimenti alla luna mi hanno fatto pensare a Schwarze Milch di Paul Celan, anche se uno cita la luna e uno cita il latte, c'è sempre il fatto di essere bianco. Sì, sarebbe sicuramente interessante vedere i punti di contatto tra Bernhard e Celan. Questo è sicuramente interessante, perché Schwarz e Milch ci dà questo accostamento, no, che c'era anche nella poesia che ho letto. I punti di contatto Rotermond, volendo, e i punti di contatto perché sono autori, diciamo così, distanti, no? Hanno uno stile proprio così diverso, e quindi i punti di contatto sono sicuramente da indagare, posti appunto queste due poetiche così diverse. Giusto telegrafico proprio per quanto riguarda il possibile influssi. Io azzarderei anche
I poeti maledetti francesi, perché quelli li ha letti sicuramente. Baudelaire, sì, lo dicevo. Li ha letti sicuramente, magari non sono così presenti in maniera chiara nelle sue poesie, più magari nel suo atteggiamento, no? Anche questo esclusivismo, questo elitarismo che lo riavvicina molto a Rilke, anche se poi comunque lo stile è tutto completamente diverso, però nell'atteggiamento sicuramente c'era qualcosa. E poi ultimissima cosa, nelle osservazioni che fa lui, che poi rientrano nella poesia, c'è anche l'osservare quello che veramente vedeva nella campagna nell'epoca, quindi il discorso della mutilazione, della menomazione, della pazzia, erano i residui della guerra. E lui tutte queste cose le rielabora, cose che a noi magari sembrano ancora cose assurde, però all'epoca erano ordinarie, erano la normalità, la quotidianità. E lui queste cosiddette, tra virgolette, brutture le ha fatte poi confluire nella poesia. Allora, sì, c'è un'alzata oppure è rimasta, mi pare, da prima, però come è rimasta da prima, perché c'era da prima. Era una domanda per Sì. Va bene, allora concludiamo. Io lo stesso, non importa, anche se non mi vedo. Allora, grazie, tanto grazie per questa serata intensa e che insomma ha concluso questo ciclo. E, sì, quest'anno insomma grazie a Stefano, grazie a Samir, grazie. Insomma, siamo tornati a parlare di Bernard, a riflettere su Bernard nel primo semestre anche con gli studenti nel nostro corso, quindi di letteratura austriaca, quindi diciamo è stato un autore che ha segnato in vari modi insomma questa stagione. Speriamo insomma in futuro di dedicare altre serate a Bernard, ma comunque anche a tanti autori e autrici della letteratura austriaca che insomma meritano di essere insomma anche riletti. E grazie, quindi è stato molto intenso, soprattutto mi rendo conto molto partecipato anche a casa, ma da qui è diverso, insomma, da qua la lettura insomma ce la siamo davvero goduti, quindi insomma grazie, speriamo insomma che ci siano altre occasioni, insomma anche con un pubblico insomma più ampio. Bisogna avvicinarsi pian piano, insomma, e quindi insomma io ringrazio tutti e do appuntamento per chi è a Udine al 12 maggio alle 18:30 qui da noi a Palazzo Antonini. La pianista Elisa Rumici ci delizierà, è una pianista giovane ma piuttosto affermata, con questo viaggio dal romanticismo alla musica contemporanea, con insomma vari autori, Debussy, Liszt, insomma, quindi un programma molto, molto denso, quindi anche questa attività in collaborazione con la biblioteca, con l'associazione Biblioteca Austriaca, insomma, quindi insomma passiamo dalla letteratura alla musica. E auguro a tutti sia a casa che qui una buona serata. E, insomma. Grazie ancora. Grazie a voi.